Un'edizione, quella di quest'anno del premio Toti Dal Monte, che si annuncia già un successo. Basti dire che sono state 190 le domande pervenute, mentre alla fase delle eliminatorie dal 13 maggio saranno 167 i candidati in gara, provenienti da 31 paesi di tutto il mondo, 15 dal Veneto e 5 dalla Marca. È un'operazione culturale enorme, di grandissimo spessore, che come effettivamente sta accadendo configura anche la città di Treviso come una destinazione importante, sia sotto il profilo turistico che sotto il profilo culturale. Gli artisti in concorso potranno esibirsi al Teatro Mario del Monaco fino al giorno della finale il 18 maggio di fronte alla giuria presieduta dal direttore della Deutsche Oper di Berlino. I cantanti concorreranno per i ruoli del Flauto Magico di Mozart, opera che sarà in cartellone nelle nuove stagioni liriche dei teatri di Treviso, del Verdi di Padova e del Sociale di Rovigo. Un titolo importante, un titolo che mancava da 30 anni nel concorso, la sola seconda volta che lo presentiamo, un titolo giocoso, festoso, quindi che piacerà al pubblico, in lingua originale perché ci teniamo sia in lingua tedesca, magari nei dialoghi provvederemo poi nella produzione a fare anche dei tagli e con doverosi sottotitoli o sopratitoli in italiano. I candidati dovranno superare una prova eliminatoria e una semifinale a porte chiuse, mentre la serata finale sarà aperta al pubblico e vedrà la lettura dell'opera con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Massimo Raccanelli. In quell'occasione saranno anche consegnati 3 premi speciali.